Si vede chiaramente un individuo che entra alle 2:28, poi si vede un bagliore che proviene dal cortile e successivamente questa persona che esce e scappa. Ha appiccato così fuoco alla Panda del panettiere di Favaro Veneto, l'individuo catturato dalle telecamere di videosorveglianza del vicino di casa. Una strada centrale, quella dove da 73 anni Massimiliano Alpanificio, ereditato prima dal nonno, poi dal padre, vive nel retro della bottega proprio sopra a dove parcheggia solitamente la sua auto. Erano circa le 2:30 della notte tra Pasqua e Pasquetta quando l'uomo, da solo, apre il gancio che chiude il cancello e si fa strada verso l'auto. Apro un balcone e vedo che ci sono delle fiamme che vengono fuori dalla mia auto e quindi chiamo i pompieri che poi sono arrivati anche i poliziotti. Sul fatto indaga la polizia, che starebbe stringendo il cerchio attorno all'identità del malvivente. Massimiliano però ancora non si spiega il perché del gesto violento. Vorrei proprio saperlo, perché non so, non saprei dire. Io, io faccio il mio lavoro e non so, cioè non ho problemi, non penso di avere problemi con qualcuno, per cui non so. Comunque non ho la minima idea di cosa possa avere scatenato un gesto del genere. Ingenti i danni causati non solo all'auto ma anche alla struttura, solo una questione di tempo, quella che ha scongiurato che le fiamme non invadessero anche la casa. Ci sono anche dei danni, soprattutto all'abitazione dei vicini, per cui così. La sensazione è di insicurezza, perché c'è una persona libera che può fare queste cose e può anche farle da qualche altra parte.